Erano le 6:30 quando Humayun Kabir, 46enne di origine bengalese, operaio di Fincantieri, è stato travolto da un'auto in via Ramparizzardi a Marghera mentre andava al lavoro in bicicletta. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo, sbalzandolo per diversi metri sull'asfalto. La comunità bengalese l'ha comunicato attraverso uno dei rappresentanti, Kamrul Syed, che sul suo profilo Facebook ha postato la foto del connazionale annunciandone la scomparsa. Probabilmente il 46enne ha preso la bicicletta a causa dello sciopero dei mezzi per raggiungere i cantieri, quando sul cavalcavia che porta in via della Libertà a Venezia da Corso del Popolo a Mestre, poco distante da dove è avvenuta la strage del bus, è stato travolto. Sul posto i vigili del reparto motorizzato della Polizia Locale di Venezia per i rilievi e la gestione del traffico che è andato in tilt. Ad aiutare gli agenti della Polizia Locale di Venezia saranno le telecamere di videosorveglianza della zona per capire che cosa sia accaduto esattamente qui alle 6:30. La comunità bengalese è in lutto e lancia un appello. Noi spesso abbiamo visto che gli autobus sono super affollati. Basterebbe solo dei piccoli accorgimenti dalle parti delle istituzioni, cioè di aumentare gli autobus nell'orario di punta, cioè quando finiscono il lavoro oppure quando vanno la mattina al lavoro. Anche per migliorare un po' l'immagine di Venezia, cosa sarebbe? Mettere due autobus durante fine turno, così le persone quando finiscono il lavoro vanno tranquillamente in casa su dei autobus dedicati. Invece adesso cosa succede? Che tutti i turisti, i lavoratori di Venezia, i lavoratori dei Fincantieri prendono lo stesso autobus intasando e creando dei disagi. Speriamo che le istituzioni siano più sensibili ai bisogni di questi lavoratori che lavorano veramente tanto